esponimento assoluto del rock progressive italiano, soprattutto quello più sperimentale, quello più alla page, soprattutto negli anni 70 e 80, è questo signore Gianni Leone, che è il patrono attualmente e da sempre, ormai si può dire, di Balletto di Bronzo, questo progetto sperimentale meraviglioso che ormai compie tanti anni. Gianni, la scena rock progressive internazionale di 50 anni fa ovviamente oggi si è un pochino ridotta, ma ancora ci sono gli estimatori e soprattutto il rock progressive è sempre sperimentale, è sempre una scienza che si può affiancare oggi probabilmente alla musica classica, mentre per esempio il musical potrebbe essere il melodramma moderno. Sì, comunque molto è cambiato ovviamente. Io per quanto mi riguarda non sono un grande amante del progressive, se noi per progressive intendiamo quel tipo di musica troppo legato agli anni 70, perché io abbandonai il cosiddetto progressive, che poi all'inizio era impropriamente definito pop italiano dalla stampa. Io abbandonai il progressive nel 75, nel lontanissimo 1975, perché lo trovai poi improvvisamente troppo ampolloso, serioso, noioso e palloso, e quindi volai altrove, anche volai fisicamente perché mi trasferii a Londra, a New York, dove vidi la nascita praticamente di fenomeni come punk, new wave, la stessa disco music. Io ero lì una sera allo Studio 54, l'altra sera al CBGB's a vedere tutti quei gruppi che poi sono diventati famosissimi, non so, a cominciare dai i Ramones, i Blondie, chiunque, insomma. Balletto di Bronzo nel settembre del 73 io cambiai completamente il mio obiettivo, perché decisi che non avrei mai più suonato con altri musicisti, deluso dalla fine del Balletto di Bronzo, che fu provocata dal nostro stile di vita, portata a ogni eccesso immaginabile, e quindi diventai un artista solista nel senso più completo del termine, perché poi volai a New York, dove feci il mio primo album da solista, dove oltre alle tastiere e oltre a comporre tutto, testi, però chiaramente tutto il resto, perché dietro di me io ho sempre avuto solo la mia ombra, non ho mai avuto produttori, arrangiatori, compositori, parrucchieri, truccatori, stilisti, eccetera, e ieri come oggi. E allora io registrai questo album suonando la batteria, la chitarra, le tastiere, eccetera, eccetera. E quindi per anni sono stato felicemente un artista solista. Poi a metà degli anni 90, nel 95, sentii questa voglia di ritornare sul palco con degli elementi, e allora andai a riascoltare il mio disco storico, il disco di Is, e mi piacque. È quello che ti ha dato la notorietà. Sì, la mia prima opera adolescenziale, che poi sulla copertina non riporta il mio nome, che ero minorenne, non ero neanche iscritto alla SIAE, e riporta il nome di una signora, una prestanome, che poi anni dopo io contattai dicendo: si tenga tutti i miei diritti d'autore. Quello che vorrei è che lei dichiarasse alla SIAE che d'ora in poi, insomma, almeno per le ristampe, ecco.
E lei lo fece, senza far arricchire gli avvocati. Queste origini, diciamo così, virtuosistiche, venendo da un ambiente, diciamo così, soprattutto la formazione di estrazione partoneopea, un po' vi è costato, cioè questa origine meridionale che ci fanno pesare sempre, mentre invece quando qualcuno alla fine, come te, è ritenuto uno dei più grandi tastieristi viventi in Italia. Addirittura. No, guarda, il fatto di essere nato o non nato in un luogo, non lo so, io ho sempre seguito la mia natura. Il Balletto di Bronzo è un gruppo che già esisteva prima di me. Io in quel periodo suonavo con un gruppo che si chiamava Città Frontale e non componevo. Quello era proprio progressive, Eh sì, ma io non componevo ancora. Una sera però ruppi i rapporti con questi ragazzi perché mio padre mi aveva regalato uno splendido organo Hammond e quindi io avevo intenzione di fare, sai, quella cosa alla grande sempre, tipo volevo fare un trio, organo Hammond, basso e batteria. Ok, e invece una notte trovai il chitarrista del Balletto di Bronzo, che era un gruppo già noto, che aveva fatto un album per la RCA, Sirio 2222, di un tipo di rock blues, eccetera, e che mi aspettava dicendo: senti, noi abbiamo bisogno di una svolta, non sappiamo cosa fare, e abbiamo sentito parlare molto di te, eccetera, eccetera. Insomma, io mi unii a loro, però, anche se ero il più giovane, l'ultimo arrivato, ero già il piccolo dittatore, io avevo molto chiaro nella mia testa cosa volevo fare, cosa non volevo fare, per cui nacque Is, che fu tutta una mia ispirazione dark, di decafonia, dove c'erano tutti questi elementi. Però poi il nostro stile di vita ci portò all'autodistruzione. Io per mia fortuna non ci ho lasciato le penne perché anche se ero più giovane di tutti, però avevo forse a Roma dicono la capoccia, nel senso che io ho scherzato col fuoco, ho fatto tutto quello che c'era da fare, da 1 a 10 sono arrivato a 11 per poi prendere le distanze sdegnosamente, perché a me piace giocare con le cose della vita, poi passare oltre. Provo, anche perché io sono, tanto per dirne una, vegetariano dal lontanissimo 1980, poi io non fumo, non bevo alcolici, anche se poi anni fa facevo le ubriacature solenni, ma perché volevo scoprire me stesso, come fanno gli adolescenti, no? Che non sono ancora ben definiti e allora cercano la trasgressione, lo sballo, le cose, capito? E poi ci lasciano le penne. Allora, in realtà poi un giorno io capii: Gianni, ma perché tu ti ubriachi? Quando poi ti svegli abbracciato alla tazza del cesso alle 5 del mattino in un locale di New York o di Los Angeles o di Berlino o di Roma e c'è l'inserviente che ti dice: ehi, dobbiamo chiudere, allora ti svegli 1, 10, 20 volte, a un certo punto dici: ma perché mi devo ridurre così? Per provare emozioni? Per disinibirmi? Ma mi piace l'alcol? No, mi fa schifo, dal vino in su, io non bevo mai alcol, mi fanno schifo gli alcolici. E perché bevi? Perché sei un coglione, perché voglio liberarmi, voglio disinibirmi. Allora io quel giorno capii che una persona veramente evoluta e liberata e disinibita, con l'acqua fresca, solo con la sua mente, ha come posso dire, la lucidità e il coraggio di fare qualsiasi cosa. Qualcuno diceva che Frank Zappa licenziò il batterista perché si presentò con una dose di cocaina
E lui detestava le droghe. Io ci credo, perché io ho conosciuto i membri originali della sua band e parlando proprio col suo tastierista, lui mi disse che Frank Zappa, che passava era un matto marcio drogato, in realtà lui fumava da morire e poi mangiava gelati, e queste erano le trasgressioni. E quindi io lo capisco, anche perché anche nel mio piccolo, chi non mi conosce dice quello è matto, è matto. Io sono molto matto, ma esclusivamente nella sfera artistica, e mentre nella quotidianità io mi scuso forse per, diciamo, la poca umiltà. Allora, io mi reputo, quindi sono, Ergo sum. una persona molto più sana ed equilibrata della maggioranza delle persone che io incontro nella mia vita quotidianamente, anche se poi magari dico, chissà quello che... dalla musica, dall'arte, dalla creatività e dalla composizione, si è anche saputo gestire, voglio dire, è stato un manager di se stesso. Beh, io non ho quel tipo di talento, però ho dovuto spesso e volentieri occuparmi di tante faccende che mi costano tanta energia, perché basti pensare che ogni singolo concerto del Balletto di Bronzo prevede 9.999 cose che io devo ricordare, fare e dire prima, durante e dopo ogni concerto. Quindi è tutto sulle mie spalle, quindi io vorrei essere sgravato. Tante volte io chiedo, per favore fate voi, occupatevi voi di questo. Io non posso sprecare energia a pensare a quello, che non mi accettano il bagaglio in stiva, la tastiera, la cosa. Occupatevene voi. Qualche volta sì, qualcuno mi sgrava. Altre volte devo farlo da solo, perché quando ho dato fiducia a delle persone mi hanno fatto solo dei danni e dei guai, per cui io poi sono condannato a dover seguire tutto per filo e per segno. Mi costa molta energia, perché poi l'energia è quella che noi abbiamo per fare tutto nella nostra vita. Soprattutto sul palco. E specialmente sul palco, perché io odio la casualità, quando uno riceve gli amici magari a casa in mutande e allora dice ok, facciamo gli stornelli, capito, Osteria, che poi io non l'ho fatto mai, però per dire ok, ma quando tu sali quello scalino su un palcoscenico e c'è gente che viene per te e che ha preso la macchina, ha pagato un biglietto, allora qualunque cosa tu faccia, dica o indossi è sempre troppo poco. Se ancora tu chiederai, io non risponderò.
fa cadere i peli superflui, fa sviluppare i peni striminziti, rassoda i muscoli ed elimina anche la cellulite. Quindi siamo a posto stasera. Giovanni, la scena internazionale l'abbiamo un po' sfiorata. Stasera siamo qui per un concerto particolarissimo a Sestu, che io già da ieri ho detto ma che cosa sta succedendo, perché sotto traccia è arrivata la notizia che c'erano i Focus, io non avrei mai immaginato di vederli. Era ieri. Oggi ci sei tu, quindi ho detto sta riprendendo la qualità delle esibizioni, quindi oggi cosa proponi? Allora, chiaramente il Balletto di Bronzo deve proporre i brani del suo unico album, poi quello di maggior successo, eccetera, eccetera, collezionato in tutto il mondo, definito capolavoro, eccetera, eccetera, Is, però non nella versione integrale, perché non possiamo stare fino alle 5 del mattino. Quindi una sintesi di Is, alcuni brani del mio periodo da solista Leonero e poi alcuni brani dell'album tanto atteso dopo decenni, l'album atteso del Balletto di Bronzo, che sarebbe Lemures, che è adesso l'album Il Progressive del 2000, perché io vivo esclusivamente nel presente, non rimpiango né rifiuto il passato, non mi piace la nostalgia, però ricordo delle cose belle. La formazione, quanti siete? Eravamo 4, adesso siamo 3 e quando mi chiedono perché siamo 3 io dico innanzitutto una persona in meno con cui litigare, quindi sono felice, e poi perché con i synth moderni io posso, vedrete stasera, avere dei suoni di chitarra e quindi faccio pure io il chitarrista. Certo. Che sono felice. Poi perché il trio è un mio vecchio sogno che non potei realizzare all'epoca quando stavo per farlo e poi trovai il chitarrista del balletto che mi propose di unirmi a loro e così nacque il balletto che poi portò a Is. Dopodiché io sono stato da solista felicemente, poi dal 95 in poi ho detto, riascoltando l'album Is, io pensai, ero bravo come tastierista, chissà se sono ancora a quel livello. Come cantante no, perché era la mia prima esperienza come cantante, avevo una voce ancora acerba, certo non ero stonato come una campana, ci mancherebbe, però non ero ancora un mero cantante. Oggi io mi sento un cantante completo e mi sento più forte come cantante che come tastierista perché la voce è lo strumento più puro che abbiamo. E quindi dal 95 in poi io ho riformato il trio Balletto di Bronzo, cambiando periodicamente bassista, batterista e batterista e fonico, bassista, poi batterista, poi eccetera, eccetera. Perché? Perché io sono l'unico membro storico, quindi magari alla fine io so molto meglio degli altri dove andare a parare. Ecco Gianni, i parallelismi così per giocare, no? Perché mi scuso in anticipo, però la scena musicale dei tuoi anni, soprattutto nel punk locale, io la affianco anche un pochino a Garbo, a Camerini, però chi sono i cantautori che ti hanno condizionato? I vari Garbo, Camerini, Cattaneo, eccetera. Tra l'altro Ivan Cattaneo è un mio carissimo amico, io lo stimo, è veramente una persona adorabile, però io quando lo incontro dico, caro Ivan, tu uscisti nell'81 con Italian Graffiati con gli anni 60, però io nel 79 a Hollywood, no, a parte che esistevo già un bel po', e io a Hollywood per l'album Monitor, che è in ristampa adesso, io nell'album Monitor previdi prima di te il ritorno agli anni 60, perché feci una cover di Piangi con me, il brano dei Rocks. E poi Camerini che uscì nell'81, io avevo già fatto nel 79 Volpe Robot, che appare sempre in questo album che è in ristampa e che il mese prossimo presenterò a Genova. Leonero Monitor. Quindi ridendo e scherzando, insomma, cos'è? Io ho detto, vabbè, poi comunque io non voglio sottolineare le cose, però io mi sono trovato, mio malgrado, nella vita molto spesso a fare da apripista e questo è bello, però dà anche dei problemi, perché colui il quale fa da apripista, capito? Poi magari se becca prima le cose, le difficoltà, eccetera, come quando noi facevamo negli anni 70 la rivoluzione sessuale e quando io giravo negli anni 70 in Italia con i tacchi a spillo, i capelli ossigenati, le calzamaglie, le cose... Poi è arrivato Renato Zero, hanno fatto una barca. Poi sono arrivati tutti questi sgallettati di adesso, così, capito? E quindi, voglio dire,
dire, ormai tutto è diventato assolutamente innocuo, fra un po' le orsoline si tatueranno il corpo, capito? Quindi io sono contrario a queste false trasgressioni, perché io ho fatto le vere trasgressioni, quando era difficile farle, in un paese bigotto come l'Italia. Quindi persone come me hanno preparato il terreno per questi sgallettati di oggi che pensano di essere trasgressivi perché se fanno 3.000 tatuaggi, l'anello al naso della mucca Carolina, oppure mettono il corpetto da donna, ecco che voglio dire. Sì, no, ma infatti, no, a parte il fatto che io potrei dire anche andrei oltre dicendo che persone come te, che sono precursori, ai cui dobbiamo tanto sperimentalismo e via dicendo, avrebbero, secondo me, diritto ad essere senatori a vita, come un tempo si fa. No. Beh, secondo me, per esempio, molti cantautori. In modo simbolico, disprezzo la politica senza e i quattrini, politicanti. però un riconoscimento ci vorrebbe, perché Ma io sono ho quelli appena che... avuto un riconoscimento proprio in Messico, perché io 3 sere fa ho fatto 2 concerti da solista in Messico di 2 ore e mezzo ciascuno in 2 posti diversi. Sono arrivato, il jet lag mi ha fatto un baffo, perché poi sono arrivato a Roma a casa, ho preso l'aereo, sono arrivato qui. E mi hanno dato un riconoscimento molto importante, molto bello, che ho pubblicato nella mia pagina Facebook, dove mi elogiano perché il pubblico messicano è molto attento a progressive italiano, come il pubblico giapponese, devo dire. Sì, tutto è nato lì. hanno In Italia seguono meno il progressive, ma noi siamo molto apprezzati all'estero, e quindi questo riconoscimento dice per aver arricchito il progressive addirittura universale, dicono. Io però adesso andare. L'ultima io devo domanda. andare sul palco adesso di corsa, devo prepararmi. Scappiamo subito, ma non prima di averti chiesto proprio in chiusura una cosa importantissima. Sì. L'artista ha il dovere di spiegare le cose della vita, e siamo qui per questo. Ha il dovere di? Spiegare le cose della vita. Tant'è vero che gli artisti venivano seppelliti fuori città, fuori le mura. Ti chiedo questo: che momenti stiamo vivendo? Sono momenti drammatici. Sì. Come li percepisci? Guarda, allora, un artista per sua natura è portato a soffrire più degli altri perché ha una sensibilità maggiore. Quindi nel porco mondo in cui viviamo noi oggi, chiaramente un povero artista sta lì strapazzato. Allora, io sto male anche se esco di casa e vedo uno scarabocchio su un palazzo storico fatto da uno che si crede artista, che si crede Keith Haring, e allora alcuni di quegli scarabocchi possono anche essere belli graficamente, belli, però non lo voglio vedere su un palazzo antico. Ecco, infatti io abito in un palazzo, per portarne un esempio, del 1926. Quando ho visto uno scarabocchio, io col mio pennello e la mia vernice l'ho cancellato, perché non mi sta bene. L'architetto nel 1926 non aveva previsto che poi nel 2025 un coglione sarebbe venuto a fare uno scarabocchio. Non mi pongo il problema se poi fosse bello o non bello, non deve apparire lì. E quindi andando oltre, per me sta male, a me fa star male tutto. Allora, se fosse per me non ci sarebbero guerre. Sai perché? Perché io nella mia così utopia, io direi tutti i capi del governo, eccetera, mettiamoci a sedere. Perché ci stiamo massacrando da anni? Perché anni fa un pecoraro venne nel nostro territorio, rubò una pecora e noi per ritorsione violentammo la madre. Poi quelli vennero qui e violentarono la nonna, la zia, la cosa. Poi e bruciarono il villaggio. Poi, allora, dico, azzeriamo tutto. Questa è un'utopia, ma la natura umana è questa. L'uomo è capace di fare delle cose sublimi, ma allo stesso tempo veramente delle porcate immonde, inumane. E quindi non c'è niente da fare, è la natura umana. Se noi pensiamo che la cosiddetta civiltà si basa sul sangue, sulla sopraffazione, sullo sterminio...
cose vissute. Fare poco, possiamo fare comunque nel nostro piccolo quotidiano tante piccole cose, perché poi esiste quella cosa che si chiama buon esempio. Allora, per esempio, i genitori che fanno il mestiere più difficile del mondo, con l'esempio possono educare i loro figli. Allora, se due esseri procreano dopo un atto bestiale, praticamente nascono dei poveri disgraziati. Che cosa possono sperare questi poveri disgraziati? Guardano l'esempio del padre ubriacone, manesco e delinquente, così come i fratelli maggiori, gli zii e tutta la loro sporca razza, praticamente, e diventerà probabilmente, quasi certamente anche lui così. Quindi, se invece un bambino nasce per una scelta responsabile di due persone civili, evolute e intelligenti, allora questi due genitori saranno in grado di dare direttamente o indirettamente l'esempio, e quindi noi tutti da bambini, se ci facciamo caso, noi abbiamo attinto i nostri valori osservando i nostri genitori. E quindi l'esempio che noi possiamo dare anche al prossimo, io alle volte girando per il traffico di Roma, invece di fare anch'io a mia volta queste cose di sopraffazione, io mi fermo, sorrido e lascio passare. E alle volte avviene il miracolo, perfino delle facce da galera, da delinquenti che in altri momenti sarebbero scesi con il crick in mano per sparcarmi la testa, di fronte a un atto di gentilezza inaspettato, mi sorridono, certo, e ringraziano. Quindi, ecco, vuol dire, c'è ancora speranza. Grazie Gianni, buon concerto. Grazie. Gianni Leone, Balletto di Bronzo. Grazie. Ciao. In bocca al lupo. Ciao, grazie.